Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso e oggi una nuova puntata del Vaticano dove tenteremo di conquistare la galassia. Come abbiamo detto, il nostro acerrimo nemico adesso è l'Aziatan Association Clans che riunisce diversi imperi sotto il suo dominio, tra cui anche il nostro vicino, lo Scanurian Confederation Nation, che tra l'altro noi vorremmo farcelo amico ma non riusciamo, abbiamo proprio questo impedimento, quindi lo dovremmo attaccare. Voi avete votato che la bestia di sicuro ci proteggerà in questa guerra. Il problema è che finché non arriva la bestia noi abbiamo un disavanzo di truppe veramente elevato, perché qui vedo un 11.000, ok, come potenza complessiva, e noi abbiamo un 4-6.000, quindi la metà delle forze. Direi che non va affatto bene. Possiamo sicuramente aumentare il numero delle navi, però non riusciremo ad arrivare al suo livello. Un'altra strategia quindi che vi propongo è quella di aspettare il momento propizio. Dovremmo riuscire a fare a unirci a questi, anche se la vedo difficile perché non ci vogliono neanche dare l'ambasciata. Comunque a unirci a questi e a questi in modo tale da scatenare poi una guerra su vasta scala. Questi attaccheranno fondamentalmente questi imperi e io mi potrò occupare di quest'altro impero insieme al mio socio. Il problema è che è difficile e la vedo molto molto difficile. Però, ragazzi, siamo qui per provarla e proviamola a questo punto. Quello che stavo facendo era rinforzare la flotta e adesso continuiamo a farla. Piano piano vedrete che riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo, spero, perlomeno. E andiamo avanti intanto a costruire. Allora, il mio viaggio inizia. Fatemi vedere dove siamo. Siamo su via Mar IV. Allora, questo è molto vantaggioso per noi perché ovviamente a Via Mar IV stanno iniziando a sviluppare l'arte e l'arte è in grado di ispirare il popolo e quindi sempre di più stanno guardando verso il cielo. Questo è un ottimo. E noi possiamo assolutamente rispondere alle loro preghiere, che ci dà una pop grow speed del 50%. Io direi che risponderemo alle loro preghiere e vediamo un po' come si evolvono sti zi. Intanto le varie costruzioni che ho fatto si stanno... Ok, questo lo posso prendere, ottimo. Si stanno piano piano sistemando, costruendo. Ok, allora andiamo su qualcosa di militare. Questo ci potrebbe servire sicuramente, anche il booster. Andiamo su l'Ausiliary Fire Control che ci dà più potenza di fuoco. Bene, adesso possiamo... Allora, questa ci dà ancora più capacità navale, ottimo. Però prendiamoci una... Questa è per la velocità. Prendiamoci un bombardamento migliorato, così ci aumenta un po' la potenza della flotta. Benissimo, benissimo. Benissimo ragazzi, il fatto che ci siamo approcciati a loro come città, come, non so come dire, civiltà che li porta alla conoscenza della divina bestia. Loro ci hanno preso come guida per, diciamo, la loro spiritualità. Perfetto, e ci danno anche un bonus che mi serviva, che era l'influenza. Ottimo, ottimo, perché adesso con le varie navi posso andarmi a costruire, andare a espandere sempre di più. Intanto offerta di pace, attenzione, fatemi vedere. Tra questi qua. Ok, siamo proprio dall'altra parte della galassia. Offerta di pace tra questi e questi qui. Questi dove stanno? Ah, qua. Ok, si sono scornati questi due. Ok. Va bene, potrebbero essere dei potenziali alleati, quindi non devo lasciare nulla al caso, ma li vedo troppo lontani. Preferisco invece allearmi con questi qua, se riesco. Se riesco. Intanto siamo equivalenti. Probabilmente c'è stato uno scontro tra le due civiltà che li ha azzerato un po'. Gli ha azzerato un po' la flotta. Va bene. Vediamo intanto se riesco ad andare a recuperare delle altre risorse. Ok.
Andiamo a fare le altre risorse. Siamo a meno 77 di crediti, un po' tanti, però ricordiamo che siamo in una fase dove non possiamo più costruire strutture, perché altrimenti non ho la popolazione che me le va a occupare. Qui piano piano sta salendo, bene. Fatemi vedere qua, anche qui la situazione potrebbe essere migliore. Qui piano piano le cose stanno andando. Beh, ci vuole tempo, ragazzi. Dichiarazione di guerra, attenzione. Sì, sì, votiamo sì, entriamo in guerra ufficialmente, ragazzi. Non è la guerra che volevate, ma è la guerra che posso darvi per ora. Per ora. Prendiamo tutte le nostre armate e le portiamo su. Rendezvous lo facciamo qui. Guarda, guarda, guarda qua. Guarda, guarda, guarda qua il po' di navi che posso fare. Intanto siamo andati avanti con i ratti cleptomaniaci. Abbiamo trovato il vero centro della città, che è sotto la piazza principale, sotto in un grande palazzo decorato. E a quanto pare questo palazzo governativo è l'ultima roccaforte in cui l'imperatrice e i suoi scagnozzi si rifugiarono prima del collasso finale, e a quanto pare lasciarono qui anche tutti i tesori, e con un po' di fortuna ci sarà anche il rubricatore, speriamo. Speriamo, intanto andiamo avanti con i passaggi, speriamo di beccare questo rubricatore, perché veramente sarebbe tanta tanta roba. Un altro conflitto planetario. Allora, su questo pianeta Tunobo IV c'è stato praticamente, i rivoluzionari hanno recuperato un po' di potere, un po' di denaro, potere, armi, eccetera. Adesso stanno facendo la rivoluzione per avere dei diritti. Solo che io non capisco. 25 se vede Light Sign. Non capisco se facendo questo aiuto i rivoluzionari o no. Ma secondo me non aiuto proprio una mazza. Però io direi di fare comunque questa scelta, perché comunque è egalitaria, quindi ci conviene. Tra l'altro, ragazzi, ecco qua il piano che inizia a prendere forma, il primo contatto. Dobbiamo continuare a migliorare le relazioni comunque, perché li voglio portare dentro con me. Tra l'altro sono anche loro spiritualisti, fanatici addirittura, quindi direi che siamo abbastanza affini. Con loro siamo ancora in una situazione un po' così, perché tipo qua mi piacerebbe farlo, ma anche no, perché è un bel casino. Dai, pian piano ce la facciamo. Questi non sono rivali fra di loro, no, non lo sono, quindi io dovrei andare a intercettare anche loro. Vediamo se riesco. Migliore relazioni. Allora, piuttosto di andare a prendere questi sfigati qua, che sono ancora in guerra, possiamo insegnargli un po' di robe, però neanche troppo. Andiamo a prenderci questi, che sicuramente troviamo più giovamento. Andiamo a prenderci, spostiamo un'ambasciata qua e vediamo. Intanto cerchiamo appunto di avere questo blocco, perché se abbiamo questo blocco che colpisce qua, noi siamo 2 contro 1 e lo prendiamo facile. C'è un nuovo aggiornamento. Questo pianeta qua, poraccio, è pieno di problematiche. Vediamo un attimo. Purtroppo i rivoluzionari hanno perso e noi possiamo essere indignati con far scatenare la resistenza silente, quindi distruggergli 100 pop, oppure in qualsiasi caso, o essere più dure ancora. No, siamo più dure, dai. Andiamo a rompergli le scatole. Cerchiamo di influenzarli in qualche modo. Non sarà facile. Purtroppo ho pochi consiglieri. Questa cosa mi penalizza sempre un po'. Ok, il mercato galattico è stato stabilito ed è stato stabilito qua. Ah, pensavo lo prendessero loro, invece no. Bene. Bene, un colpo in meno per i nostri rivali.
Ok, finalmente abbiamo sbloccato il livello 2 della federazione. Ottimo. Ottimo. Andiamo a sbloccarlo. Facciamo la votazione, ma penso proprio che non ci siano problematiche per la votazione. E infatti è passata. Perfetto, siamo a livello 2 della federazione. La nostra federazione santa è sempre più unita. Vediamo se ho abbastanza. Ce l'avrei anche, dai. Trasferiamoci di qua. Allarghiamo ancora di più il Vaticano come territori. Qui siamo addirittura al 70%. Non male. Allora facciamo una colonia e ci mandiamo loro. E la chiamiamo, questa nuova colonia, come la possiamo chiamare? Io direi di chiamarla battesimo. Battesimo. E battesimo è nata. Gli daremo proprio appunto il battesimo. Intanto vediamo lo spostamento delle nostre flotte. Anche loro si riuniscono bene. E andiamo alla caccia di questa flotta che sta scappando, ma vedrete che la riprenderemo abbastanza velocemente. Abbiamo trovato il rubicatore? Allora, a quanto pare abbiamo trovato il rubicatore. E in realtà all'ultimo in extremis l'abbiamo trovato perché se ne stavamo per andare dal pianeta, ma in realtà poi l'abbiamo trovato. E il rubicatore è a quanto pare un oggetto che moltiplica i manufatti, in grado di moltiplicarli. Fortunatamente non dovremo mai sapere cosa ha attaccato i nostri ratti. E questa cosa mi preoccupa alquanto. Io però non lo vedo il rubicatore come oggetto. Perché? Perché non lo vedo? Ecco, appunto, stavo dicendo appunto che andiamo a colonizzare un pianeta dove dove è saltato fuori un mostro spaziale. È arrivato un drago che era nascosto da qualche parte all'interno del sistema. E questo drago a caccia di tesori, in particolare del rubicatore, adesso ha divelto la nostra astronave e ne ha rubato il contenuto. Ci manda addosso dei versi e noi cerchiamo di tradurli. Vediamo che cosa... Aia. Che cosa salta fuori. Ah, il rubicatore appartiene allo Shark. Quindi ci sta praticamente dicendo che ci vuole mangiare. Per favore non farci del male. Ok, praticamente il drago sta capendo, vuole che praticamente non avevamo mangiato nessuno della nostra razza e quindi strizza gli occhi e ci dà delle occhiatacce per capire se siamo mangiabili. Ma poi alla fine ci lascia andare. Maledetto drago. Maledetto drago. Per ora si tiene il rubicatore. Eccolo qua, guardatelo. Maledetto drago. Maledetto. Per ora si tiene il rubicatore. Prova del divino o... oppure è un mezzo per testare la fede. Io direi che è un mezzo per testare la fede perché non è questa la vera bestia. È una falsa bestia. Ok, abbiamo trovato uno squarcio nel sistema. Oh, sì, però non ho visto dove. Eccolo qua, il drago che torna. Io pensavo ci avesse lasciato. Pensavo avessero cambiato onestamente questa storia. Invece l'hanno lasciata uguale. Da quanto pare il mostro, anche se era dell'idea di lasciarci andare, alla fine ci avvolge con le sue ali. Il suo viso di fronte al nostro vetro lo fa appannare e poi niente, gli è venuta fame, quindi penso che ci morderà. Noi proviamo a combattere, ma penso che non ci sia, esatto, non ci sia alternativa. E noi abbiamo perso la nostra nave con il nostro carico preziosissimo, quindi dobbiamo andare a farlo fuori. Allora, la storia ovviamente la sapevo già perché immagino anche la maggior parte di voi che sta guardando. Però speravo in un cambiamento, vi dico la verità, perché pensavo che ci fosse un'alternativa. Invece a quanto pare il drago spawna sempre. I Model 16 sono stati distrutti. Si sono lasciati andare. Si sono lasciati andare. Li abbiamo conquistati praticamente, ragazzi. Vittoria. E li abbiamo fatti fuori. Ottimo. Attenzione, è venuto a trovarci qualcuno. Ulastar. Ulastar che è un ottimo ufficiale. Ha un sacco di cose interessanti da fare.
Migliore efficienza della pop psionica. L'ha portato fino a noi. Magari un emissario della bestia. È uno spiritualista. Se però credi nella bestia, vieni da noi a questo punto. Ha ruolato, perfetto. Ok, costruzione completata, va bene. Ok, questa non è la guerra che volevamo, ragazzi, ma è la guerra che ci siamo beccati per ora. Comunque le macchine sono state sconfitte, sono molto contento di questo, molto molto. Senato in sessione, cos'è? Conforto e caduti. No, ok, si sta discutendo questa, ma tanto passerà. Ok. Vediamo se come prosegue. Non prosegue, sta migliorando, ma c'è difficoltà. C'è difficoltà. Intanto su San Pietro l'economia sta andando abbastanza bene. Cardinal Planet si sta riempiendo piano piano. Qui no. Ma qui neanche per parlarne. Vediamo qua come sta la situa. Poca roba. Qui è ancora peggio. Ci vuole tempo, ragazzi, ci vuole tempo per riuscire a sistemare il tutto. Ah, qui intanto abbiamo costruito. Allora c'è da prendere varie strutture. Qui ce ne facciamo un'altra, benissimo. E ci stiamo pian piano espandendo. Ne vediamo ancora? Per forza, perché non costruiamo strutture, quindi vendiamoli oppure li regaliamo. Li regaliamo a loro. Offer trade deals, non crediti ma minerali. E gliene offriamo... Ah, beh. Qualcosa migliora, qualcosa migliora. Gliene offriamo... tanto migliora. Questa cosa l'hanno cambiata, ragazzi. Questa cosa qua dei crediti l'hanno cambiata, perché prima se gli davamo le robe non gliene fregava niente. Forse perché sono in deficit, non lo so. Comunque glieli diamo se ci dai però le comunicazioni e i sensori attivi. Guarda che ce li danno. Ce li danno. Ce li danno, non ti chiediamo nient'altro. Dai, ti finanzio e tu però in cambio dammi, ti prego, dammi qualcosa. Posso ancora aumentare la potenza della mia flotta, non male. Qui potrei andare sul cibo che effettivamente potrebbe servire, perché il cibo è anche veloce da fare. Sorry Reclamation Center. Dai, facciamo questo perché il cibo è importante. Se vado in deficit di cibo mi collassa la popolazione. Perfetto, abbiamo attivato i sensori. Ok, adesso riusciamo a vedere un po' di robe in più. Qui c'è qualcosa che non vorremmo aver visto. Porca miseria, che ho già capito cosa c'è. Andiamo sulla ship upkeep, così paghiamo di meno le navi. Ok, bene, siamo pian piano. Ok, sono cordiali. Sono cordiali. Allora, andiamo a offrire un trattato di migrazione. Assolutamente. Sono cordiali. Ok, loro sono ancora in guerra con questi, ma non mi interessano. Tanto questi sono destinati a morire. Ok, trattato di immigrazione l'abbiamo. Loro hanno anche dentro questi. L'abbiamo fatto, il trattato di immigrazione. Ci vuole tempo. A livello tecnologico non sono messi benissimo, però qualcosa gli possiamo cedere. Dobbiamo cercare di portarli alla nostra parte, ragazzi. In tutti i modi. Dobbiamo cercare di portarli alla nostra parte perché ci servono. Ci servono. Intanto su battesimo è nata la prima colonia. Sono molto contento di ciò. Bene. La lasciamo al suo fato. La lasciamo al suo fato. Perché non voglio andare a metterci sopra le mani. Non ancora. Perlomeno per quanto riguarda la costruzione delle cose. Ok. Andiamo a fare una mining station. Dai, pian piano ci stiamo espandendo. Questi saranno da far fuori. Abbiamo i droni da far fuori, perciò possiamo prendere la nostra flotta e andare a trovarli. Qui siamo sotto di navi. Sì, facciamole. Abbiamo perso un ammiraglio? No, 4 su 4.
Ok, intanto spostiamo tutta la nostra flotta qui. E poi andiamo a attaccare quella lì in modo tale da poterla recuperare. Rivalità. No, ci dichiarano rivalità loro. Perché? Niente, questi li abbiamo persi. Questi li abbiamo persi. È inutile andare allora a... È inutile andare allora a dargli il contentino. Li abbiamo persi quelli. Questi forse sono ancora recuperabili. Ma vediamo. Spostiamoci. Vabbè, sono poca roba, però 5.000, 5.000. Non lo so, ragazzi, perché sarebbe stato meglio se fossimo riusciti a portarci anche loro, però. Ecco fatto subito la tecnologia, perché era poca roba. Questo dei rivali non sarebbe male, ci avrebbe aiutato tantissimo. Gen tailoring. Anche questo mi servirebbe un casino. Però ragazzi, io... Clone Vats, anche questo. Ragazzi, andiamo a fare la modificazione genetica. Peccato. Rivalità terminata tra loro due. Guarda che questi due adesso si uniscono. Questo è il mood. Rotto il patto di aggressione. Guarda, guarda, guarda che infami questi. Allora, si uniscono tra questi e vogliono attaccare questo qua centrale. Ragazzi, i messaggi, ricordatevi di leggerli sempre, perché i messaggi vi danno una grande mano. Dai, non si fanno ste cose. Non si fanno. Cioè, ste robe qui guarda, guarda, guarda. Guarda, non aggression pact. Guarda, guarda. Non aggression pact con questi. Con questi. Cosa sta succedendo? Loro hanno rotto con questi. Quando noi ci siamo avvicinati a loro. Per migliorare le relazioni con questi e con questi. Conflitto? Scateniamo il conflitto del conflitto, ragazzi. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Allora, danni ai rivali. Mi servirebbe, ma non lo facciamo. Facciamo questo qua del militare, perché prevedo che a breve partirà la guerra. Se appena riusciamo a tirare dentro questi che sono in guerra loro, deve terminare questa guerra qua. Però direi che li hanno spianati praticamente. Ormai non c'è più... Sì, non c'è più... Ecco, loro potrebbero essere utili alla nostra causa. Potrebbero essere utili alla nostra causa, perché non sono neanche associati. Allora, loro potrebbero essere utili. Quindi mandiamo il nostro emissario. Dai, 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 ragazzi, che la costruiamo. Questi ormai sono completamente andati, quindi li abbandoniamo loro stessi. Non ci danno neanche il patto. Bah, proviamo a dargli delle risorse. Proviamo a dargli delle risorse, visto che adesso funziona questa cosa e io ho minerali da buttare. Quindi diamogli delle risorse, tipo gliene diamo 1000. Ok, loro accettano. Vediamo se mi danno almeno un patto commerciale. Ok, adesso posso fare un patto commerciale. No, non ancora, 2. Madonna, che bestie che siete. Allora, facciamogli un patto commerciale. Questa cosa l'hanno fissata mica male, Ci dà un grande potere questa cosa qua. Ne diamo altre 1000. Adesso dovresti darmi... Dai, dammi... Ok. Oh, meno 3 addirittura, vaffan. Intanto qui abbiamo fatto automodificazione, perfetto. Vediamo, qui possiamo fare una nuova tipo di nave.
Però io andrei sul potenziamento di quelle esistenti, sulla maturazione di quelle esistenti. Dai, che infami che non mi danno l'accordo commerciale. Probabilmente perché ho spostato ho spostato il focus. Cioè il nostro envoy, il nostro ambasciatore. Cos'è che sto facendo io? Con questi. Ah, che sono questi qua. Ok, sto migliorando le relazioni, ma in realtà più che migliorarle così... più che migliorarle così non mi conviene troppo. Allora, andiamo da questi. Vediamo se riesco a strappare un accordo commerciale almeno. Perché mi darebbe notevoli vantaggi. Cioè nell'immediato perlomeno. E poi vediamo se riusciamo a portare a casa anche questi. Offer trade deal. Ti do delle altre risorse. Ti do dei minerali. Te ne do... Allora facciamo così. Vedi, con questi non funziona molto. Però qualcosina. Qualcosina. Diamogliene 1000. Diamogliene 1000 e gli chiediamo communication. La la, meno 20. Perché forse non sono ben predisposti. Diamogli 1000 di benvenuto, dai. Ti regalo 1000. Come segno di accettanza. Ma non ci danno l'ambasciata neanche loro. Non avevo visto. Non ci danno l'ambasciata. Non ci danno l'ambasciata. Non sarà così semplice portarli dalla nostra. Non sarà così semplice. Ok, perfetto. Siamo andati avanti. Mutuo commune. Allora, vediamo cosa ci dice nel dettaglio. Allora, qui è una scelta difficile perché molti di quelli che hanno ricevuto le mutazioni sono stati eliminati, cioè sono stati, scusate, si allontanati dalla società. Quindi dobbiamo capire cosa fare. Dobbiamo capire cosa fare. Possiamo guardare i loro progressi dalla distanza oppure andare a eliminare le enclavi. Io andrei a... Mi piacerebbe fare questo, Società Research, perché mi darebbe più bonus per 5 anni. Però a questo punto direi di andare a eliminarli perché voglio delle mutazioni, voglio tenere sotto controllo tutte le mutazioni. Intanto qui siamo ancora sopra di minerali, quindi andiamo a venderli anche se ci guadagneremo sempre di meno. Ok, perfetto. Abbiamo un'altra abilità. Ah, ok, possiamo andare verso possiamo andare verso i litoidi, ragazzi. Bellissima questa cosa. Oppure avere più agilità o produrre di più. Andiamo sulla produttività migliorata. Bellissima questa cosa dei litoidi. Attenzione, attenzione, attenzione. Allora ragazzi, qui siamo di fronte a un dilemma morale. Praticamente abbiamo trovato una singolarità organica. Di fatto questi specie di esseri sono veramente molto stupidi, ma quando si agganciano uno con gli altri si potenziano a manetta. Possiamo stare a guardare la singolarità che si sviluppa. Tsunobo, ok, sì, sono sempre loro che danno problemi. Oppure prevenire la singolarità. Io direi di prevenire la singolarità, ragazzi. Non voglio guardare e imparare, ma voglio prevenire la singolarità. Non ci deve essere singolarità nel nostro sistema. Non ci devono essere. Tu non hai ordini, direi che vai a ricercare questa anomalia qua. Ok, tu hai fatto il pianeta e vai qua. Tu te ne sposti qui. Pace, offerta di pace tra loro e loro. Fatemi vedere cosa sta accadendo. Tra chi? Sono in guerra, signori. No, cavoli, sono in guerra. Potevo attaccarli, non l'ho vista. Mi sono perso la notifica. Overwhelming, ragazzi. Overwhelming questi, ragazzi.
Porca miseria, stai diventando sempre più grossi. Siamo rivali, però ci danno una mano, a quanto pare. Siamo rivali, però c'è speranza. Con loro... Con loro io non... Beh, stanno migliorando anche loro. Probabilmente stiamo iniziando a capire che se non li facciamo fuori, saranno loro i primi a farci fuori. Che questi sono equivalenti con me. Cioè non è un grande vantaggio, a parte avere un po' più di territorio, ma... È vero che la mia flotta è cresciuta nel tempo, però... Allora, andiamo sulla mia flotta. Cerchiamo di potenziarla a questo punto. Potrei fare 15 e 8 per tutti. Cioè 15 e 10, scusate, per tutti. Tranne che qua. Qui li lasciamo ancora così. Andiamo a potenziarci in questo modo. Per ora facciamo 5-5. Vediamo se posso aggiungere altre navi. Ah, vedi che ci sono. Vedi che ci sono. Allora aggiungiamole. Cioè praticamente sono andato a zero con le risorse. Il cibo pochissimo. Dovrei comprarmi un po' di cibo, Wow, costa tantissimo. Com'è possibile che costi così tanto il cibo? 12.000, mamma mia, di commercio, tantissimo. Devo produrmelo in casa. Piano piano. Attenzione. Attenzione, attenzione. Tra questi e... Scusate che non ho visto. Tra questi e questi è nata una federazione. Probabilmente per... sì, per contrastare lo strapotere di questi. Comunque, insomma, è nata comunque questa federazione. Patto di non aggressione rotto tra loro e tra questi. Ok. Ma certo, perché non gli conviene. Ma dai, vieni da me, dai, vieni da me. Vieni da me. Allora, fammi vedere se adesso posso fare un patto commerciale. Ok, perfetto, posso farlo. Stringiamo un patto commerciale. Ottimo. Perfetto. E poi cosa sta succedendo? Arrivano dei rifugiati da noi. Va bene. La Chiesa non discrimina nessuno se credi nella nostra religione. Ok. E poi io gli darei anche della tecnologia, a dire la verità. Però ci danno proprio poco indietro. Ti darei anche lo stato di federato. Ok, allora torna qui. Torna qui e ti dico, ragazzi, dobbiamo unirci. Dobbiamo unirci. Ragazzi, dobbiamo unirci. Toglimi la rivalità, perché ragazzi, guardate che finite male. Finite male. Intanto, bene, abbiamo fatto un patto commerciale. Ok, altro passaggio per la mutazione. Vediamo cosa ci dice. Allora, una piccola parte della nostra popolazione ha sviluppato capacità straordinarie. Potrebbero ispirare gli altri? Onestamente no. Potrebbero diventare dei buoni soldati, oppure scopri come hanno fatto e replicali. Assolutamente. Assolutamente. Ah, intanto un'altra civiltà diventa psionica. Ragazzi, la galassia si sta evolvendo. Ma il velo non esiste. Il velo è una leggenda. È una leggenda di quelle che dicono. Ma il velo non esiste. Non esiste il velo. Ok, possiamo praticamente uccidere la singolarità attraverso l'introduzione di un virus nel suo ambiente, che va a colpire esattamente questi nodi. Va bene, facciamolo. Speriamo. Wow. Wow. Allora ragazzi, andiamo a offrire subito un trade deal. Diamo i minerali. Andiamo a offrirgli almeno... Ma dai, andiamo sul sicuro. Andiamo a offrirgli 4.000. 4.000 con comunicazioni e sensori attivi. Dai, accettate ragazzi, perché voglio la vostra visione. Intanto possiamo costruire più velocemente le navi. Bene. Loro hanno accettato. Eccolo qui, il primo aggancio.
per entrare nella federazione. Ti do anche la mia tecnologia. The spirits have granted us new wisdom. E dai che ti invito nella federazione. Ti do anche, fatemi vedere, il passaggio. Sì, l'abbiamo fatto. Lui però, vedete, per quello che non ci amano perché è in rivalità con loro. Va bene. Dai, gli diamo invito alla federazione. No, non accetta. Perché non accetto? Scusate, non ho letto cosa c'era scritto. Non ho letto cosa c'era scritto. Vabbè, ormai è andata. Allora, andiamo a fare il booster. Qui, non ho letto cosa c'era scritto. Vediamo se mi ha sbloccato tra l'altro un consigliere in più. No, non ancora. Allora. Ma almeno vieni. Dai, fammi questo piacere. Vieni con noi. Ci vogliamo tanto bene. Maledetto spiritualista. Non so cosa farci per invitarti ancora di più. Cioè, potrei venderti più roba, però, onestamente, mi sembra un po'... Forse hai bisogno di un momento per riprenderti. Tra l'altro tu hai anche un portale, chissà dove porta questo portale qua. Dice che siamo anche troppo distanti. Ma se io, per esempio, io facessi... Volessi dichiarare guerra a loro. Dato qui com'è finita la situazione, non è ancora finita. Se volessi dichiarare guerra a loro. Perché non posso farlo? Federation Association. Ma chi gli ha dato? Ma chi gliel'ha dato? Ma chi gliel'ha dato? Ma sto imbecille dell'ierarchia del... Madonna. Ma che... devo prendere il controllo della federazione. Devo prendere il controllo della federazione. Questo imbecille... Guarda, guarda. Guarda, questo imbecille... Si crede tutto lui, si crede. Si crede tutto lui, si crede. Io guardavo lontano il nemico, ma ce l'ho in casa il nemico. Ma ce l'ho in casa. Ma ce l'ho in casa il nemico. Trattati separati proibiti, direi. Solo che, come faccio a consumare i... No, però questo è importante. Questo è importante. Ce l'ho in casa il nemico, capito? Da quando ho preso questo territorio... Da quando ho preso questo territorio qua, si crede fenomenale lo zio. Si crede più forte di me. Ma non ha capito un cazzo, non ha capito. Signori, signori, abbiamo il nemico in casa e non lo sapevamo. Allora, io direi di fermarci qui con questo gameplay. Abbiamo capito che la situazione a livello della galassia è un miscuglio, è un macello. E noi dobbiamo cercare di porre freno a tutte queste cose che stanno pian piano saltando fuori. Si fa interessante, ragazzi. Si fa interessante la partita. Si fa interessante. Di fatto comunque rimane lui il nostro scoglio principale. Tra l'altro noi abbiamo due imperi che probabilmente si daranno guerra. Siamo esattamente nel mezzo. Due imperi ovviamente di quelli decaduti. E loro invece non ne hanno neanche uno. Quindi sono liberissimi di spadroneggiare e di vincere anche questa battaglia. Certo, quando arriverà la bestia sarà tutta un'altra situazione. Ma non è ancora il momento. Non ancora. Ragazzi, grazie di essere rimasti con me e noi ci vediamo alla prossima. Ah, no, aspetta, dimenticavo, c'è anche questo da vedere assieme. Ok, a quanto pare ci sono degli abitanti di battesimo che vanno in giro per strada a ballare come dei pazzi. Boh, vabbè. Vabbè, diciamo che da tutte le stranezze della galassia questa è una di quelle che ci colpiscono di meno. Va bene, dai.
monitoriamo la situazione e noi ci vediamo ad un prossimo gameplay. Ciao ragazzi.